Sono Bergonzini Emil, titolare dell'Hotel Capri di Malcesine. L'Hotel Capri di Malcesine è un albergo 3 stelle, si affaccia sul lago di Garda, come vedete anche voi la vista è molto scenografica e offre la piscina, il centro benessere. Siamo di fronte al lungolago, che adesso è diventata anche pista ciclabile, è diciamo, collegata anche a Brenzone e dunque una pista ciclabile di oltre 10 km, che se comprendiamo anche la parte nord di Malcesine è una pista ciclabile di ormai 15 km che arriva fino a Torri del Beneto. Il finanziamento GAL ci è servito per adeguare la struttura a uno standard più elevato e anche adeguarlo a un obiettivo che è quello aziendale di portare la struttura al 4 stelle. Siamo riusciti a intervenire in quasi tutti i settori dell'hotel, dunque sia nelle camere, abbiamo ristrutturato 6 camere e abbiamo aggiunto degli arredi importanti anche in altre situazioni, abbiamo rifatto la sala da pranzo. Abbiamo rifatto anche la zona bar, una zona lettura. Siamo riusciti a aggiornare diciamo, l'immagine dell'hotel. Era quello che un vero imprenditore dovrebbe fare, cioè quello di portare un'offerta più adeguata ai tempi e anche essere più attrattiva dal punto di vista marketing. Insomma. E devo dire che soprattutto in questo periodo difficile questi finanziamenti ci hanno aiutato veramente a fare un passo in là. La possibilità di crescere, insomma, crescere vuol dire avere una prospettiva dei prossimi anni abbastanza chiara, che vuol dire essere sempre molto più attenti all'ambiente, più attenti alle strutture che siano sempre moderne, all'avanguardia e capaci di riuscire a dare un servizio importante. Ecco, vi presento mia figlia e spero che con lei e le nuove generazioni noi possiamo veramente poter fare un ottimo lavoro in maniera da poter avere un futuro garantito anche per le prossime generazioni.